Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. In preghiera per la pioggia, oggi a Sferro, nel Catanese, la messa del Comitato Spontaneo degli Agricoltori. Vogliamo scuotere le coscienze delle istituzioni. E la pioggia arriva davvero. Da lunedì attesa un'ondata di maltempo, previsto un calo delle temperature di circa 6 gradi. La proroga fino al 2027 delle concessioni per i balneari, critica la posizione del sindacato, manca una soluzione concreta. Torna dopo 20 anni il concorso alla Regione, a bando un centinaio di posti da dirigente, la metà riservati a candidati esterni. Sarà Elena, bellezza di Agrigento, a rappresentare la Sicilia alla finale di Miss Italia. Bionda, 23 anni, una laurea in marketing e il sogno della moda. Calcio, Catania in campo pomeriggio in casa della Juventus Next Gen. Doppio appuntamento stasera per le altre siciliane di Serie C. Il Messina ospita il Francoscoglio e il Taranto, mentre il Trapani va in trasferta a Crotone. Una preghiera per la pioggia. A promuoverla gli agricoltori della piana di Catania, che sono disperati, si sono rivolti a chi sta molto in alto. Francesco Triolo. Si guarda al cielo in tutti i sensi. Gli agricoltori della piana di Catania sono disperati, chiedono una grazia. Attraverso il comitato spontaneo, del quale fanno parte 1500 produttori, hanno organizzato un momento di preghiera per chiedere la pioggia. L'appuntamento questa mattina nella frazione di Sferro, con gli agricoltori che si sono affidati a Don Salvatore Patanè, parroco di Santa Maria dell'Alto, e a Don Alessandro Ronsisvalle, che ha celebrato la funzione. San Giuseppuzzo, chiuviti, calarbaredde su morte di site, e sidro voi non la mannate, semu povere e rovenate. L'aiuto dal cielo è considerata l'ultima spiaggia, l'ancora di salvezza a cui aggrapparsi. L'assenza di pioggia da mesi sta lasciando cicatrici profonde nei fondi agricoli. La pioggia di qualche giorno fa può essere considerata solo una goccia in un deserto. Una messa di preghiera e speranza per la pioggia, e non ultimo per dare una scossa a quelle coscienze, ai cuori delle istituzioni che fino ad oggi hanno portato semplicemente carte e nulla di fatto per il nostro comparto. La situazione è critica. Secondo la cooperativa di olivicoltori, per esempio, la produzione in Sicilia ha subito un calo del 50-60% circa rispetto alla campagna precedente. Catania è la provincia più penalizzata, estesa al Basso Ennese, con una percentuale di poco meno dell'80%. In generale la Sicilia potrebbe attestarsi su una produzione di 16-18 mila tonnellate a fronte delle 35 mila tonnellate della campagna 2023-2024. Si allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà. E per intercessione di qualcuno o meno la pioggia arriverà per davvero, lo dicono quantomeno gli esperti, che prevedono da lunedì anche un calo delle temperature. Francesco Aloi. Dall'Atlantico fino alla Sicilia è il lungo viaggio della perturbazione che porterà fresco e soprattutto pioggia, dopo giorni e giorni di afa, seppur con qualche temporale isolato. Per gli esperti lunedì sarà una giornata molto piovosa. Le zone più colpite sembrano essere quelle più occidentali, quelle che vanno dalla provincia di Palermo verso ovest, quindi fino a Trapani, e scendendo giù Masara del Vallo, Agrigento. Sono attesi localmente anche dei temporali, non si può escludere però anche dei rovesci nelle altre zone della Sicilia. Ma piogge e temporali dovrebbero fermarsi a lunedì, poi di nuovo sole alternato a nuvole, ma con temperature decisamente più sopportabili. Il gran caldo, almeno fino a metà mese, dovrebbe andare in soffitta. Non rivedremo più le temperature estreme delle scorse settimane, i 34, 36, anche 38 gradi. Ci attendiamo a temperature massime, direi non superiori ai 30-32 gradi, forse sulle zone
più orientali. Notizia bomba per studenti e docenti, che proprio la prossima settimana torneranno in classe. La frescura è tanto desiderata, i temporali intensi forse un po' meno, ma è settembre, quindi dovremo aspettarci di tutto. La fase autunnale è sicuramente caratterizzata da un'alta variabilità. Per gli amanti del mare, nessuna paura. Perturbazioni a parte, in Sicilia l'estate non finisce mai. E la pioggia in arrivo farà bene anche agli orti urbani di Librino, che sono a secco da mesi e subiscono raid vandalici continui. Giusy Lazzara. Chiaro e forte il messaggio degli ortolani di Librino a Catania. Difendono da anni il loro pezzetto di terra che coltivano e curano con tenacia. Se la terra è secca, come faccio a mettere le piantine? Muoiono subito, perché se le piantine hanno bisogno l'acqua subito, ogni giorno. Avete richiesto al comune di intervenire? Le richieste ci sono state, purtroppo ancora l'acqua, questa mattina proprio l'acqua non c'è. Ci mettiamo in cammino fra sterpaglie e muri pericolanti, con rinforzi di fortuna fatti con le pietre dagli stessi ortolani, che fanno i conti da settimane ormai anche con gli atti vandalici. Che temo sta succedendo che ci sono atti di vandalismo. Ora si sono bruciate queste 2 casette qua che sono degli ortolani come noi. Noi pensiamo che sia stato qualcosa di doloso. E dire che erano stati loro che avevano vinto il progetto di democrazia partecipata bandito dal Comune di Catania e votato da tutti i catanesi. Sono passati 2 anni e dei 200.000 euro stanziati non si ha ancora notizia. Chiedevamo dei giardini verticali perché strutturalmente le terrazze degli orti sono molto fragili, con le piogge scendono sempre più giù e quindi si mette in pericolo tutti gli orti sono in pericolo. Per un'illuminazione decente, di mettere delle telecamere appunto per la ragione di sicurezza. Inizialmente sì, ora vediamo, cerchiamo il RUP, così ecco lì. Non ci hanno mai ascoltato. A secco anche l'orto delle donne che hanno voluto curare questo piccolo lotto di terra, un luogo per stare insieme e condividere esperienze. Ma adesso gli ortolani sono pronti anche a protestare sotto il palazzo del comune se non riceveranno risposte. Siamo alla cronaca, una donna è stata trovata morta in casa a Palermo, disposta l'autopsia, tracce di sangue anche nel letto, i vicini non la vedevano da giorni. Marco Gullà. I vicini non la vedevano da circa 3 giorni e così hanno allertato le forze dell'ordine. Siamo in via Marabitti a Palermo, una donna di 59 anni è stata trovata morta in casa dai vigili del fuoco. Non appena dentro, i pompieri l'hanno trovata riversa per terra in una pozza di sangue. Anche nel letto c'erano tracce di sangue. Sono intervenuti gli agenti di polizia e il medico legale. La donna, stando a quanto raccontano i vicini, soffriva probabilmente di depressione, ma non aveva dato segni di squilibrio negli ultimi giorni. Era un pochettino forse come depressa. Quindi cosa è successo? Lei ha avuto... ogni giorno passava di qua e salutava tutti. È una ragazza, se aveva marito, figli, non lo so, però una signora bellissima. Aveva il saluto degli angeli. Potrebbe trattarsi della cosiddetta tragedia della solitudine. La donna sarebbe rimasta in casa per 3 giorni con il condizionatore acceso, un'assenza che ha quindi insospettito i vicini. Sarà però l'autopsia a chiarire le cause della morte di questa donna di 59 anni. Per i balneari arriva un prolungamento delle concessioni fino al 2027. Nonostante si sia raggiunto un accordo, resta critica la posizione del sindacato. Il servizio. Il caso balneari ha trovato una soluzione temporanea, le concessioni vengono prolungate fino al 2027, le gare dovranno essere bandite entro il giugno precedente e chi subentra dovrà pagare un indennizzo a chi lascia e assicurare la continuità occupazionale dei lavoratori. Tra Roma e Bruxelles è trovato un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l'opportunità di tutelare le aspettative degli attuali gestori. Per i balneari però spunta il salvagente degli indennizi. Nel decreto il concessionario uscente avrà il diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico di quello subentrante, in pratica una sorta di canone di avviamento dell'attività. Sembrerebbe conclusa un'annosa questione, ma resta critica la posizione dei balneari siciliani. Non è una proroga, è una proroga condizionata, quindi ancora non è chiaro in quali termini, e quello che noi abbiamo sempre chiesto non è tanto una proroga, ma una risoluzione, una soluzione a questa annosa problematica
climatica e dopo i tanti impegni del governo vorremmo che ci fosse qualcosa di concreto che in qualche maniera tuteli la categoria. In ogni caso la durata delle nuove concessioni dovrà essere di almeno 5 anni e non più di 20 per garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati. Dopo 20 anni sarà bandito dalla Regione siciliana un concorso per nuovi dirigenti, non solo qualifiche basse ma anche funzioni apicali. Maglio Viola. Dopo oltre 20 anni la Regione siciliana si prepara ad avviare un nuovo capitolo nella gestione del personale. Dopo le assunzioni nelle qualifiche funzionali minori arriva il concorso per nuovi dirigenti. Il bando avrà particolare attenzione alle discipline economiche e all'ingegneria gestionale, settori in cui l'amministrazione ha bisogno di nuove leve. Il concorso vedrà la luce entro la fine dell'anno. Il percorso è iniziato, la Commissione Affari Istituzionali all'Ars ha già dato il suo via libera preliminare, aprendo la strada all'avvio del percorso amministrativo. Il Dipartimento regionale della funzione pubblica sta lavorando dunque alla redazione di un bando chiaro e preciso in grado di resistere a possibili contestazioni. L'obiettivo è garantire un iter snello e trasparente basandosi sull'analisi di normative e concorsi banditi in altre realtà, superando la pessima esperienza del concorso fatto negli ultimi mesi e anni per i centri per l'impiego. I posti a disposizione saranno inizialmente limitati a un centinaio, almeno la metà di questi sarà riservata a candidati esterni all'amministrazione regionale, offrendo dunque un'opportunità di inserimento lavorativo a nuove professionalità. Ma anche i funzionari regionali in possesso dei titoli di accesso potranno partecipare al concorso per avanzare di carriera. Negli anni, in assenza di concorsi e a causa dei prepensionamenti e dei pensionamenti, molti di loro si sono trovati a ricoprire ruoli di maggiore responsabilità senza un adeguato riconoscimento. Il nuovo bando punta dunque anche a sanare questa stortura. Il tutto passerà da una norma di legge il cui esame inizierà la prossima settimana all'Ars, con l'obiettivo di arrivare all'approvazione definitiva entro ottobre. Sarà Elena Bellezza di Agrigento a rappresentare la Sicilia alla finale di Miss Italia. 23 anni, bionda, una laurea in marketing e il sogno della moda. Davide Sardo. Se dovessi vincere il titolo di Miss Italia sicuramente sarei la ragazza più felice del mondo. No, però diciamo che in quel caso sicuramente mi aspetterei un futuro magari nel campo della moda e anche nello spettacolo, ma specialmente nel campo della moda come modella, che è praticamente uno dei sogni che avevo già da quando ero veramente piccola. Ambiziosa, decisa e determinata, Elena Di Battista, 23 anni, originaria di Agrigento, è la più bella tra le più belle ragazze siciliane. È la nuova Miss Sicilia in corsa per diventare la Miss Italia 2024. È una tennista professionista, laureata in marketing e management, ma soprattutto è una ragazza bella, semplice e genuina. Essere stata nominata Miss Sicilia è stata un'emozione veramente grandissima. C'erano tante ragazze molto belle che ho avuto il piacere di incontrare nelle varie tappe e quindi sicuramente non è stata una decisione scontata. L'unica cosa che posso dire è che sono davvero felicissima e onorata di poter rappresentare la Sicilia in un concorso così rinomato come Miss Italia. Dopo aver vinto il titolo regionale più importante, Elena si gode alcuni giorni di relax in attesa della finale nazionale a Numana, nelle Marche. Non ci resta allora che fare il tifo per lei, per la bella Elena. Ci fermiamo, c'è una pausa, restate con noi perché subito dopo parleremo di come risparmiare su gas e luce. A tra poco. Il prezzo di gas e luce sale e scende con le bollette che ormai fanno quasi paura, ma si può essere dei consumatori intelligenti e risparmiare un po' facendo attenzione ai tranelli. Francesco Aloi. Tra alti e bassi, gas e luce costano sempre di più. Così, quando arriva la bolletta, prima di aprirla bisogna fare un grosso respiro. Ma risparmiare, o almeno provarci, si può. Il consumatore spesso non sa quanto consuma, prova a vedere solo quanto spende. Ecco, col diario dei consumi proviamo a cambiare un po' l'impostazione e
orientiamo il cliente all'utilizzo dell'energia quando è necessario. È una novità del gruppo ERA, multiutility che sta investendo in Sicilia. Si vende energia, ma sempre puntando al green. Il rispetto dell'ambiente non va mai dimenticato. Compensiamo attraverso dei certificati le emissioni di CO2. E adesso siamo nel periodo di passaggio dal mercato tutelato a quello libero. Testimonianza ne sono le tante chiamate dei call center. Risparmiare sì, ma facendo sempre attenzione. Abbiamo l'inverno alle porte, quindi riteniamo che attraverso i prezzi di libero mercato, prezzi fissi, si possa mettere a riparo i consumi. Con i nuovi sportelli a Raffadali nell'Agrigentino e a Palazzolo Acreide nel Siracusano, il gruppo ERA è sempre più vicino al consumatore e al territorio. Gli ultimi casi di cronaca ci hanno fatto riflettere sulla malattia mentale, soprattutto tra i più giovani. A Zafferana Etnea è andato in scena uno spettacolo per favorire l'integrazione di persone con patologie psichiatriche. Veronica Barbarino. Superare i pregiudizi nei confronti delle persone affette da patologie psichiatriche e integrarli nella società. Con questo scopo la comunità terapeutica assistita Villa Letizia ha portato in scena nell'anfiteatro di Zafferana Etnea un originale spettacolo intriso di scienza medica, attenzione sociale, volontariato e artisti di discipline diverse. Siamo qua in questa serata ancora una volta per evidenziare il problema della salute mentale, per far capire alle persone che il soggetto che è affetto da queste patologie può essere curato, può essere reinserito nel tessuto sociale con ottimi risultati. Una realtà spesso poco conosciuta, quelle delle comunità terapeutiche assistite, che per divulgare le proprie attività e superare i pregiudizi nei confronti delle persone affette da patologie psichiatriche e aiutare i ragazzi a riconoscere eventuali comportamenti disfunzionali, visita anche le scuole. La cronaca purtroppo è sempre ricca di questi eventi di ragazzi che uccidono senza alcun motivo apparente. In realtà una grave piaga del nostro secolo è quella della disregolazione affettiva. Questi ragazzi non riescono a riconoscere e a gestire le emozioni negative, quale la paura e la rabbia, e quindi agiscono o con aggressività eterodiretta, autodiretta, oppure buttandosi nelle droghe. Questi sono tutti dei comportamenti disfunzionali e andremo noi nelle scuole non solo con l'equipe di Villa Letizia, con gli operatori, ma noi portiamo anche testimonial nelle scuole. I testimonial sono i nostri pazienti e devo dire che loro più di noi riescono ad agganciare i nostri ragazzi. C'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, perché il Catania sarà di scena oggi pomeriggio in casa della Juve Next Gen. A tra poco. Il Catania è di scena oggi pomeriggio in casa della Juve Next Gen. Sentiamo Marco Carli. La partita di Biella con la Juve Next Gen è già un piccolo test per il Catania, che per dirla alla Toscano deve capitalizzare la vittoria con il Benevento. I bianconeri, squadra di qualità, giovane, capace di segnare ma anche con alcune lacune difensive palesate nei primi due match, può essere l'avversario giusto per capire ancora di più il valore del nuovo Catania. Al di là del risultato, sempre determinante nello sport, Toscano spiega quali devono essere i prossimi passi. Dobbiamo crescere nelle scelte, farle più produttive, nella continuità di rendimento, di alzare il minutaggio, essere intensi per più di 60-70 minuti, far crescere chi è ancora un pochettino più dietro dal punto di vista della conoscenza soprattutto della squadra e dei compagni, però vedo una squadra concentrata, sul pezzo. Stessa situazione con l'aggiunta dell'indisponibilità di Jimenez per Toscano rispetto a quella registrata col Benevento. Dunque si deve fare di necessità virtù soprattutto in attacco, ma ci sarà la possibilità di rodare ulteriormente un 11 che, praticamente identico nelle ultime partite, soprattutto in difesa e a centrocampo, ha dato segnali importanti. Il nome su tutti è quello di Sturaro. Juventus Next Gen Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio a partire dalle 18, consuete 3 ore live con collegamenti dallo stadio e alla fine le interviste con i protagonisti. Doppio appuntamento stasera per Messina e Trapani. Sergio Colosi.
Non si esagera se Messina Taranto si presenta come sfida salvezza. Le due squadre, costruite tra problemi societari e scarse risorse finanziarie, puntano ad una permanenza in terza serie che significherebbe impresa nell'anno più complicato delle rispettive gestioni. Il punto in classifica per entrambe le formazioni dopo 2 turni di campionato è già un primo segnale. Modica recupera manette in una difesa troppo distratta contro Potenza e Cerignola. La fiducia a Krapicas è dettata dall'inconsistenza dell'alternativa Curtosi. Rispetto tantissimo il Taranto, ha aggiustato strada facendo quello che è l'organico, è una piazza gloriosa e importante, vogliono vendere cara la pelle e io generalmente delle belve ferite ho paura. Possibili novità dall'inizio, salvo in difesa, Petrucci a centrocampo e Luciani in attacco con Anatriello dirottato sull'esterno. Io sono contento dei miei ragazzi, dobbiamo solo cercare di avere quella continuità necessaria e quella testa giusta per affrontare qualsiasi tipo di gara. Crotone-Trapani è la grande occasione per Totò Aronica. Promosso dalla Primavera, guiderà i Granata al posto dell'esonerato Torrisi. Un buon risultato in Calabria potrebbe spingere Antonini a rinviare la scelta del nuovo tecnico. E il Palermo è fermo invece in pausa a campionato. Marco Gullà. Lavoro, studio del prossimo avversario e tattica sul campo. Il Palermo, approfittando della sosta di campionato, lavora alla ricerca della migliore condizione in vista del match di sabato prossimo contro la Juve Stabia fuori casa. Un uomo in più per Alessio Dionisi sarà sicuramente Valerio Verre, che a causa di un infortunio è stato assente contro il Cosenza. Il centrocampista spera di essere a disposizione per la gara contro i Campani. Intanto si gode il ritorno in rosanero. Dal primo giorno che ero stato qui e che sono tuttora adesso del Palermo, la mentalità è sempre quella di dare il massimo dal primo giorno all'ultimo, quindi sono contentissimo che questa volta sono definitivo, però è sempre un impegno e un orgoglio, dal primo giorno lo è stato e lo è tuttora. E il legame che ho con la città, con questa maglia è forte, quindi quando ho sentito che c'era l'interessamento della società, subito, insomma, anche perché questa volta ero svincolato e è stato più semplice, è stato più facile. La Lega B ha intanto ufficializzato date e orari delle giornate dalla sesta all'8ª. I rosanero scenderanno in campo sabato 21 settembre alle ore 15 contro il Cesena. Col Sud Tirol invece la partita è in programma lunedì alle 19:30, perché il Palermo giocherà il 25 settembre la gara di Coppa Italia contro il Napoli. Chiude questo miniciclo la partita con la Salernitana, in programma il 6 ottobre alle ore 15. E parliamo adesso di podismo. È tornato il trofeo Maria Santissima degli Ammalati a Mister Bianco. Tanto entusiasmo dopo 14 anni di assenza a vincere un atleta eritreo. Freedom come libertà, quella che si trova nell'atletica e nella corsa in generale. E il fatto che sia proprio Freedom, di cognome Amaniel, atleta eritreo, a vincere la 26esima edizione del trofeo Maria Santissima degli Ammalati sembra presagio anche di futuro, visto che l'importante corsa podistica è tornata dopo 14 anni di pausa, voluta con determinazione dalla SD Atletica Mister Bianco di Santospina e Santo Baudo, sostenuti dall'amministrazione comunale. Tanti gli appassionati che hanno assiepato il teatro di gara. 13 giri in tutto, 10 km e 800 metri. Lo start da via Giordano Bruno dato dal sindaco Corsaro, con il percorso che è quasi un rettangolo perfetto, veloce e tecnico, con l'asfalto che si alterna con i Sanpietrini. Diciamo un percorso un po' duro ma bellissima gara. Mi sono divertito, contentissimo a vincere questa gara. Freedom si è imposto con il tempo di 31,25. Alle sue spalle l'atleta del Burundi Luis Intunzinzi, distaccato di 9 secondi. Terzo e primo degli italiani Nicolò Bedini. Quarto Wilson Marquez della Siracusa Atletica, primo fra gli appartenenti a società siciliane. Siamo orgogliosi perché è meraviglioso rivedere dopo 14 anni il trofeo che a Mister Bianco dà questa grande opportunità di far parlare bene di sé, di far parlare dello sport che conta. Una cosa bellissima che vogliamo che sia anche come diciamo apripista per un'attività anche con i ragazzi e con gli amatori. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.